Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con la velocità da parte di Cesar che prende il comando nei confronti di Axel Nib, si sistema terzo Eubuleo, mentre ha sbagliato Numero Chaos LL, 8 Black ha Fire sbagliato anche Horse Black Fire Horse, squalificato. quarta posizione per Brunello Grimm che precede Ciro Jet, quindi Numero 3 ancora Chaos LL squalificato. Capta che è avanti ad Excelon Indal e quindi alla retroguardia Zax Zumer. Preso la testa con decisione Cesar che continua a guidare, 29,8 per i primi 400 metri di corsa. Provano a venire via dal fondo, c'è la mossa da parte di Excelon Indal che cerca di risalire aggirando Capta, il quale sembra volere una pariglia. Sembra volersi muovere dalla corda anche Brunello Grimm che per un attimo sembra voler spostare, poi rimane lì. Insiste Excelon Indal in terza ruota, Capta lo contiene. Intanto Cesar continua una quindicina di metri avanti ai rivali. Rimane sempre in seconda posizione Axel Nib ad intervallo. Mosso dalla corda anche Eubuleo che si lascia sopravanzare da Excelon Indal e così va a fare la seconda pariglia esterna. C'è stato un 31,4 di seconda frazione con Cesar che prosegue in avanti, Axel Nib non lo segue, rimane a distanza, uno 16,8 i primi 1000 metri di gara, Excelon Indal avanza allo scoperto trascinandosi Eubuleo, quindi alla corda Brunello Grimm, poi Ciro Jet, ancora Capta e Zax Zumer. A un giro dalla fine Cesar continua in vantaggio, Excelon Indal cerca di scavalcare Axel Nib, cosa che per il momento non gli riesce. Cesar continua a far corsa per proprio conto a 600 dal palo. Gli avversari non riescono ad avvicinarlo. 15 la curva di destra. Cesar in nettissima evidenza, ora 30 metri avanti ai rivali. Prova a muovere Capta, trova l'anticipo da parte di Eubuleo. I due scavalcano il resto del gruppo e vanno a provare ad inseguire il battistrada che ha 35-40 metri di vantaggio sui rivali all'imbocco dell'ultima curva. Cesar per fatti propri, Eubuleo e Capta che provano a rinvenire, poi Ciro Jet che viene a fare l'arrivo a 200 dal palo. Cesar continua in evidenza su Eubuleo, Capta e Ciro Jet. Cesar nel finale ha staccato i rivali per tempo e viene a vincere come vuole. Cesar nettissimo al traguardo, mentre per il secondo posto Eubuleo si salva dal finale di Ciro Jet. 1:15,6 il doppio chilometro di Cesar per Andrea Farolfi in Salchi, 10 punti per lui, il training di Lamberto Minopoli, colori di Francesco Corvino, la vittoria del numero 4 dello schieramento. Cesar da favorito si impone come vuole per dispersione nucleare dal primo metro. Axel Nib non riesce mai a tenerne il contatto e fa da tappo al resto del gruppo. Secondo Eubuleo, terzo Ciro Jet.